Franco Levinas, stiamo composto di Sardegna Nazione è un'altra delle componenti di autodeterminazione. Scusi, a me lo Stato lo contiene. Non lo so, ci cambiamo. Aspetta, intanto mi devo gestire questo. Penso che adesso l'intervento che non è stato fatto è da Suscana Sichire, specialmente dal suo candidato nostro a presidente, si è fuori una maniera diversa di si ponere il problema dei giardini. Noi si schiamo a male per rispondere a qualcuno. Noi amiamo questa terra, ma il problema è che l'amore non basta. Se bastato l'amore, il problema è che è stato già risolto. Si tratta di azzappare la maniera di si ponere rispetto al suo problema. Ed è che da questa conferenza che si innafora. Cioè, rimane che dobbiamo andare a superare, scusa, ma la Sardegna è una forma di discriminazione? Cioè, è istinto di un contesto e in questo contesto subito una discriminazione. Casi di discriminazione stanno insuperabile. La potremmo venire a superare, tornano a inventare una questione meridionale. Cioè, pensiamo che va per dare un canale che non permetta di eliminare la discriminazione. O forse sì, sul contesto diverso è la contrapposizione che sul contesto non ve lo immaginiamo come non è di discriminazione ma di altra forma. Io sono indipendentista, per me sul rapporto che veste che si Stato italiano non è di discriminazione ma è di dominazione, cioè non che fatto una presenza di una entità che si narra di Stato che si contrappone nettamente ai suoi interessi inconciliabili di un'altra entità che si narra la nazione sarda, che si narra popolo sardo. Cioè chi sia inconciliabile è evidente che così Stato o comunque come cultura politica ha espresso varie proposte del governo per questa terra, ma che sia proposta ha espresso chi individuiamo questa geografia politica, di destra, del centrodestra o di sinistra e così via, non ha buscato nessuna soluzione, ma forse sì, non viene sul sospetto che questa soluzione non la querían. Cioè che quindi non è una questione di politica pro andare a superare una discriminazione, ma non lo poniamo sul problema e sul sospetto che forse questa classe politica, espressione di una cultura politica anziana, non ha sul compito di mescolare la situazione e paura e prosperità, ma ha sul compito contrario. Cioè Merler in questo canno scrive questo libro in un esame questa problematica non era chiaramente, non era tagalespe e se la chiamata borghesia notarile e su popolosardo la chiamiamo borghesia comporadora che è stato il ruolo di questa borghesia. Guardate bene che questa borghesia non è fatta del capitale, è fatta pure di politica. Cioè sono borghesi veri che hanno usufruito del privilegio e che hanno guadagnato e che hanno fatto prosperità non sono state manco classi imprenditoriali, sono state la classi politica e tanto questa borghesia comporadora o con borghesia notarile calissa il ruolo suo, calissa funzione sua. Capo questa funzione non capito poi privilegio, non capita e gallo questo privilegio bisogno e gallo batta concorrenza per arrivare allo sottenne questo privilegio da questa classe politica vesta ma da questa classe politica pure nuova da questo che si sono scampiando e sopra del superamento del suo populismo, insomma, ma assai e poi sono due scale di questa stessa medaglia. Per noi, che ha vinto, sia Filippo V, Carlo l'imperatore, non è che cambia questa situazione di giuditanzia, che ha sia saccara di chi l'impone questa giuditanzia, poi assai per noi non cambia. E cantano, ecco, poi autodeterminazione. Oggi non è sconciliabile che in una proposta dess'altra funzione, cioè in questa funzione noi non potevo entrare, cioè è una funzione diversa la nostra, cioè
abbiamo superato questa base, non pensiamo che sia una discriminazione la nostra come ente popolo. La proposta di insularità, io la licenzio semplicemente è un'induzione alla prostituzione, cioè praticamente chiede di piccare il popolo sardo a si prostituire per ottenere poi carchi vrichinazza sotto mesa, insomma. Cioè come si può tornare a concepire legali in questo senso? Non è possibile. Mentre poi no, non devo andare, ne devo tornare conto, è nato solo. Che non è nato solo, ha riformato l'articolo 8 e si stata l'unica riforma in termini statali, di personalità politica, di entità politica. Certo, non è stata l'indipendenza, ma comunque sia da contrattare un articolo 8 in questa maniera non ha dato aspetto il metasimile a questo che sono per esempio i Paesi Baschi su questa fiscalità. E questo no, è stato un atto politico veramente metamanno che non ha aperto una strada verso andare a acquistare una soggettività politica che poi però non si è concretizzata, che non abbiamo sentito cosa camminera che va all'agenzia sarda della entrata, che è stata tentata, ma non in questa forma di sovrania che deve valore a questo contesto che è stato citato sopra della sentenza Azzorre, che in un noi dobbiamo andare a un territorio giuridico e legislativo rilevante. La parola che usa la Commissione europea è rilevante. Esa sentenza Azzorre, cioè che non può dettare questa fiscalità che si organizza travaso né in uscita né in entrata chi si esterno, cioè non vi potete dare forma di tappatura da parte del Stato, ma tutto deve avvenire entro del suo contesto territoriale e giuridico della Sardegna. E così noi quindi impostiamo tutto quello che siamo facendo in questa maniera, la cosa è diversa, ma danno sapere solo denaro, ma forse è il momento di assappare una maniera di non sponnere d'accordo. Ma sì, ma la maniera beste, basta che girare al domo. Cioè che hanno girato al domo, danno uno spotto. Siete d'accordo? Beh, Andrea Murgia è girato al domo. E noi subito che non siamo lì a stare a che l'analisi del Susambene o della storia, eccetera, eccetera, ma cosa vuoi, ma chi è se ne fotti? Non è questo il problema. Che abbiamo subito l'occasione di valorizzare una persona e l'abbiamo valorizzata subito. E ora ponato la televisione, torno a ripetere che ad esempio è Nicherata, cioè è chiaro che abbiamo invocato la trona da essa crea nostra a sa piazza. E da questa trona queremo fare dare a tutto, a tutto canto, a tutto il popolo nostro, che noi siamo nazionali. Siamo intro di questa nazione e diamo a questa nazione a tutti i ricras che bisogna di questa nazione. Il discorso nostro è rivolto a tutta questa gente, cioè non va filtro che noi esponiamo, che siamo consapevoli che la condiera non è intro di un contesto del Stato italiano. La condiera è tra due entità diverse. A un'ala, un Stato organizzato come ente Stato, a un'ala, un popolo, una terra che chiede di investire su questa potenzialità sua, reincanto come ente persone e come ente territorio. Io sposo pienamente su Cannati sarà renato solo, così su essere isola non può essere un svantaggio, deve essere un vantaggio, deve essere una prosperità, deve vendere, deve non consumare ma deve vendere sul territorio del suo mondo, in contesto spulmannoso. Ecco qui io penso che noi ci dobbiamo girare l'antenna da Roma in un bisogno puntata scomo, là dobbiamo girare verso Bruxelles e verso tutto il mondo, che il problema nostro è questa agenda mondiale.
Cioè, sul problema che esponente la Sardegna, dell'autodeterminazione, este oggi è l'agenda europea e mondiale. Se l'Europa non può fare che finta che non esista sa Catalogna, che non esista da Paesi Baschi, Corsica, Scozia e Sardegna. Come in sul mondo non può fare che finta che non esistano lo scurdo, che non esistano i palestinesi e che non esistano lo tibetani. Noi siamo intro questa cultura politica.